Finalmente mettiamo la parola fine sul caso Prošek, sul caso aceto balsamico, cioè su tutti quei tentativi di emulare o di evocare il nome delle nostre indicazioni geografiche. Il testo, preparato dalla Commissione europea per l'agricoltura e studiato dal 2022 dall'europarlamentare del PD Paolo De Castro, che ne fa parte, è stato approvato il 24 ottobre. Ora andrà tradotto in 22 lingue, approvato definitivamente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A marzo del 2024 dovrebbe essere operativo. Parliamo del nuovo regolamento dell'Unione Europea sulle produzioni di qualità e sulle IG, le cosiddette indicazioni geografiche. In sostanza vieta il Prošek definitivamente e introduce novità fondamentali per i produttori, soprattutto italiani. Più potere ai consorzi, viene allargato il loro ruolo anche nel turismo enogastronomico, così come tanta semplificazione in più, finalmente tempi certi per la modifica dei disciplinari, 6 mesi e poi ancora più tutele che riguardano i domini internet, che riguardano i sistemi di indicazione geografiche copiati da questi siti internet che attraverso un sistema di geoblocking saranno bloccati dentro i confini dell'Unione Europea. Si rafforza così il sistema di difesa per le denominazioni di origine, minacciate continuamente da imitazioni che ne mettono a rischio anche il valore, come è accaduto con il Prošek. Un regolamento che arriva dunque al momento giusto. Accade in un momento in cui questa nostra denominazione, il Colleano Valdobbiadene, Prosecco Superiore, deve comunque affrontare temi davvero difficili nel futuro, nella propria viticoltura eroica, nel proprio patrimonio e quindi sul rafforzamento del potere dei consorzi e sul rafforzamento dell'aspetto di sostenibilità è davvero un grande aiuto. La prossima sfida è estendere la protezione ai mercati extraeuropei. Al momento per ogni paese come Cina, Brasile o Stati Uniti è sufficiente rispettare le proprie leggi che possono essere diverse e meno protettive di quelle europee.